Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto al numero 4, la Creazione Giubili. La creazione giubili insieme agli angeli, ti lodi e ti glorifichi, o Dio altissimo, gradisci il coro unanime di tutte le tue opere. Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria di San Giovanni Maria Vianney, figura di santo presbitero, direttore spirituale, evangelizzatore e grande confessore. Per sua intercessione vogliamo pregare in modo particolare per tutti i parroci di cui è patrono, ma anche per tutti i direttori spirituali e confessori, perché possano continuare la loro opera di misericordia nella conduzione del popolo santo di Dio. All'inizio di questa celebrazione domandiamo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti ripresero a piangere e dissero: chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei coccomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ora la nostra gola inaridisce. Non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. La manna era come il seme di coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortoio. La faceva cuocere nella pentola o ne faceva focacce. Aveva il sapore di pasta con l'olio. Quando di notte cadeva la rugiada dal suo accampamento cadeva anche la manna. Mosè udì il popolo che piangeva in tutte le famiglie
ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira del Signore si accese e la cosa dispiacque agli occhi di Mosè. Mosè disse al Signore: perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, al punto di impormi il peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io, tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io, perché tu mi dica: portalo in grembo, come la nutrice porta il lattante fino al suolo, e tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo? Essi infatti si lamentano dietro a me dicendo: dacci da mangiare carne. Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo. È troppo pesante per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto. Fammi morire se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che io non veda più la mia sventura. Parola di Dio. Esultate in Dio, nostra forza. Il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguono pure i loro progetti. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano. Quelli che odiano il Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Lo nutrirei con fior di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore. Mi rendo conto che non sarà un grande esordio all'inizio di questa settimana concentrare la nostra attenzione sulla figura dei presbiteri, ma credo che la memoria di San Giovanni Maria Vianney e le letture di oggi autorizzino questa scelta. Allora proviamo a guardare chi sia questa figura, la figura del presbitero, che è un dono che il Signore fa alla sua Chiesa e che oggi viene da una parte idolatrata, come se fosse un Dio in terra al quale tutto viene affidato e dal quale tutto dipende, oppure una figura facilmente denigrata. È una di quelle tante mediazioni che oggi la nostra società cerca di superare, di scavalcare, come se non ci fosse bisogno. Allora proviamo insieme brevemente a guardare chi sia questo uomo scelto in mezzo al popolo di Dio per stare davanti a Lui, guidarlo, annunciare il regno, guarire, intercedere, avere compassione. Se guardiamo la prima lettura direi così: credo che sia anzitutto una figura chiamata a dar da mangiare al popolo di Dio. Certamente il pane di vita, certamente preoccuparsi che tutti possano mangiare, proprio in una prospettiva di giustizia, di uguaglianza, ma credo sia un uomo chiamato a ricordare il valore del nutrirsi e del nutrire, perché molto spesso si incontrano persone che non sanno più se sono chiamate alla vita o no. Il presbitero, volendo dar da mangiare agli altri, ricorda che ciascuno di noi deve vivere, è chiamato a vivere. Mangiare significa scegliere di nutrirsi per andare avanti. Se non mangiamo moriamo. Il presbitero ricorda che tutti noi siamo chiamati a vivere, che dire il nostro sì alla vita è la prima grande risposta che siamo chiamati a dare a Dio. Accogliere la nostra esistenza, nutrirla per provare giorno per giorno a camminare insieme a Lui, insieme ai fratelli e alle sorelle. Guardate, questo oggi non è scontato. Molte persone, proprio perché vivono situazioni di difficoltà, si lasciano morire, smettono di entrare nella vita. Il presbitero ricorda: no, vivi. Seconda funzione grande che il presbitero ha è dissetare, certamente dare il vino della salvezza, il sangue di Gesù, ma credo che sia una persona chiamata a restituire alle persone il senso della vita. Quando la vita ci spreme un po', quando non sappiamo più se andare avanti o no, quando tutto ci sembra inutile, il presbitero ricorda che ogni vita vale, che ogni vita, qualunque situazione stia abitando o affrontando, ha la possibilità di recuperare un senso per la propria esistenza, che non è tutto finito, che la sua vita può ancora avere uno scopo, che può avere ancora la possibilità di donarsi, di essere significativa per gli altri. E poi ancora, la figura del presbitero è una figura capace di ricordare che non tutto è finito, o come dice la prima lettura, dire che qui non c'è più nulla da vedere o da fare. No, non è vero. Il presbitero aiuta il popolo di Dio a riconoscere che anche in ciò che ci sembra povero o inconsistente come la manna, che magari ritroviamo nella nostra vita, è l'inizio per compiere qualcosa di grande. Anche la povertà delle nostre relazioni, delle nostre situazioni, può essere il punto di partenza per iniziare a fare qualcosa. C'è ancora molto da scoprire e da vivere. Questo è un altro grande compito che il Signore ha affidato ai presbiteri. Ma poi, forse la cosa più importante, è un uomo che non è tanto chiamato a fare qualcosa, ma a dare se stesso. Date voi stessi da mangiare. Al di là di quello che noi possiamo compiere, ciò che conta è stare in mezzo al popolo e rendersi disponibili per quello che possiamo. Siamo uomini, per quello che possiamo esserci, essere grembo perché Cristo possa essere generato in voi e renderci disponibili ai bisogni del popolo santo di Dio. Ma attenzione, qui il Vangelo ci aiuta a capire che tutto questo non è un privilegio nostro,
non è qualcosa che i presbiteri possano manifestare come proprio, come qualcosa che dipenda soltanto da loro. È proprio dono di Dio che nasce come, avete sentito nel Vangelo, i discepoli si accostano a Gesù, stanno accanto a Lui, Gesù gli ricorda di dar loro da mangiare, eppure chi nutre sarà Cristo. Questo è il paradosso della vita di ogni presbitero. Stare accanto a Gesù, essere sua presenza nel mondo, sapendo che in realtà l'unico sommo sacerdote è Lui, l'unico che sfama, l'unico che disseta, l'unico che dà sino in fondo se stesso è Lui. Chi sono i presbiteri? Gente che dà tutto di sé sapendo che nulla è da sé. Allora preghiamo per loro perché possano compiere ancora il ministero che Dio gli ha affidato secondo il loro cuore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Giovanni Maria, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio Onnipotente ed Eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Giovanni Maria ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Ida, di Bruno e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Maria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la libertà e la fiducia dei figli diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Solo tu sei il mio pastore. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Mi conduci dietro a te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù, dove più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, io non temo alcun male, perché tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Siedo alla tua tavola che m'hai preparato, ed il calice colmo per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Maria gustiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da Lui indicata. Per Cristo nostro Signore. Amen.
O Dio Padre Onnipotente, Tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della Tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla Tua volontà, nella speranza delle Tue promesse, nell'amore della Tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Vergine Santa. Vergine Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor per dare a noi il tuo Gesù, piena di grazia noi t'acclamiamo. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signor, portassi al mondo il Redentor, piena di grazia noi ti
pense aux jours lointains. Et je pense aux jours lointains. Cari amici, come sempre ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Andiamo a vedere cosa accadrà sul nostro territorio. Sarà una giornata abbastanza tranquilla e stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, quindi nulla di particolare anche dal punto di vista delle temperature. Avremo temperature senza particolari eccessi, con caldo comunque moderato, quindi caldo moderato, temperature massime che comunque saranno di tutto rispetto ovviamente, ma non ci saranno particolari valori, però caldo moderato sì. Questa è la previsione per il nostro territorio, come potete osservare appunto dalla nostra grafica. Tempo comunque piuttosto tranquillo. Io per il momento mi fermo qui, non ho altro da aggiungere. Come al solito vi auguro di trascorrere una buona giornata. A presto, arrivederci. Giorgia Meloni ha ricevuto una lettera da parte di alcuni ex ambasciatori italiani che chiedono il riconoscimento